Al via oggi anche nella nostra città le giornate FAI d'autunno, un evento nazionale promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Tra i luoghi visitati oggi con la guida dei giovani del FAI, il Museo Diocesano, la Chiesa Madre di quella del Rosario, la Chiesa della Provvidenza, la Casa dell'Artista e la Teleberlanga d'Aragona, la Biblioteca Lucchesiana e la Casa Museo dei Padri Liguorini. Innanzitutto esprimere la mia gratitudine, anche l'apprezzamento per questa iniziativa che il FAI a livello nazionale porta avanti da molti anni per far conoscere il tesoro che c'è nel nostro territorio, chiese, palazzi, musei, luoghi vari che in genere non sono conosciuti dal grande pubblico. E il FAI ha scelto di aprire e rendere fruibile al pubblico in un giorno in cui la biblioteca è chiusa, questa bellissima istituzione che è un vanto per la città ma anche per la regione, e insieme alla biblioteca lucchesiana oggi vengono aperte nella provincia di Agrigento altri posti di Aragona. Il Museo della Chiesa Madre, il Museo della Chiesa del Rosario e poi la Chiesa della Provvidenza, che custodisce uno dei più bei crocifissi del XVII secolo, chiamato il Cristo Nero, ma è un'opera d'arte. Un paese che anche qui possiamo dire custodisce cose di grande valore. E devo ancora dire grazie a tutti i volontari del FAI di Agrigento che con veramente spirito di generosità fanno questo servizio, e gratitudine ancora al responsabile regionale, l'avvocato Taibbi. Ecco, le cose si portano avanti perché ci sono persone che con grande disponibilità, generosità, ecco, si spendono per gli altri, e per questo allora non soltanto dobbiamo avere attenzione per i monumenti, ma dobbiamo essere sempre attenti a queste persone che mettono a disposizione degli altri il loro tempo per far vedere le cose belle che ci sono nel nostro territorio. Oggi ci troviamo nella Casa Museo dei Padri Liguorini, un museo d'arte sacra poco conosciuto ma ricchissimo di opere d'arte. Si distingue naturalmente la reliquia di un molare di Sant'Alfonso dei Liguori, ma anche il resto della quadreria è molto importante perché abbiamo la sala di Domenico Provenzani, le opere a lui attribuite, che si distinguono per il loro eco alla grande storia dell'arte italiana, perché dobbiamo pensare che oltre ai grandi pittori che noi tutti conosciamo c'è un sottobosco di pittori molto importanti in tutta la Sicilia che si sono occupati di arte sacra, ma lui era in particolare un pittore di corte, se possiamo dire, quindi anche dei vescovi e soprattutto dei Tomasi di Lampedusa, lui di Palma di Montechiaro. Poi altre opere attribuite ad ignoti, abbiamo dei quadri bellissimi che ci regalano l'iconografia di Sant'Alfonso dei Liguori, nella sua postura così un po' china, un po' sofferente, che poi ritroviamo anche nella statua dell'altare maggiore. Ma non è solo argenteria, reliquiari, non abbiamo solo quadrerie, abbiamo anche un complesso architettonico molto bello. Si distingue questo atrio, che per bellezza possiamo ritrovare un suo parallelo forse a Santo Spirito, queste arcate che nelle loro chiavi di volta si sospendono nella spazialità e ci regalano queste emozioni. Sembrano gareggiare con questa altissima palma quasi a toccare il cielo, ma la cosa importante è anche questo costone roccioso che è stato il basamento del castello arabo. Rimangono pochi resti del castello arabo dopo l'avvicendamento normanno. Però tutta questa stratificazione storica è leggibile, diventa storia dell'arte, bellezza, che sia semplice come in questo luogo dove ci troviamo, ma allo stesso tempo costituisce uno spettacolo dell'architettura, perché Agrigento non è solo Valle dei Templi.